Eccomi qui oggi con una nuova gustosissima ricetta, le melanzane grigliate con la menta. Abbiamo per questa nostra ricetta una bellissima melanzana tunisina, della menta fresca, dell'aglio, sale, aceto balsamico e olio extravergine d'oliva che non manca mai nelle nostre ricette. Innanzitutto partiamo dal condimento delle nostre melanzane. Prendiamo una ciotola e mettiamo abbondante olio extravergine d'oliva, un mezzo bicchiere. Ecco fatto. Aggiungiamo un pizzico di sale e schiacciamo il nostro spicchio d'aglio in questo modo. Prendiamo qualche foglia di menta, la tagliamo finemente, prendiamo la mezzaluna in modo tale da tagliarla meglio. Un profumo freschissima questa mentuccia. Ecco, va bene tagliata sommariamente. Andiamo ad aggiungere ora la menta. Mescoliamo con una forchetta. Aggiungiamo qualche goccia, in questo caso io utilizzo aceto balsamico che è leggermente più dolce di quello normale. E lasciamo riposare mentre noi andiamo a tagliare la melanzana. Io ho preso la melanzana tunisina perché è molto più dolce delle altre, pizzica di meno e possiamo eventualmente, in caso di fretta, non fargli fare l'acqua. La tagliamo a fette di mezzo centimetro per poi poterla andare a grigliare. Andiamo a grigliare la melanzana. Ho preparato una piastra ben calda e metto le mie melanzane. Ci vorrà un po' di tempo prima di farle tutte, però un po' di pazienza. Togliamo le nostre prime melanzane, le mettiamo in un piatto. Adesso procediamo immergendo le fette di melanzana nell'olio che ha riposato durante il tempo di preparazione della grigliatura. Le immergiamo in questo buonissimo olio, in questo modo. E poi cerchiamo di metterle nel nostro piatto da portata senza fare molti danni. Vi assicuro che c'è un profumino che è spettacolare. Facciamo scolare un po' l'olio, ne mettiamo un'altra e così fino a finire tutte le melanzane. L'ultima
vedete? Ed infine aggiungiamo la nostra menta fresca come decorazione. Il nostro piatto è finito, buon appetito a tutti!